Gli hanno succato che per questa macchina e è tanto tutto questo muchetto che devo portare. Sì che c'è anche piantato questo muchetto e partito senza cambiare. Quando avevo succatino babbo, ma no, figlio mio, non posso più manco non piace, posso dire pai non testa cena. Appena c'è tutto gas. Se che c'è tendagliato sul governo che gli altri posto nel succatino, andava, come ti fate a ti va tutto questo vicino? E sa se ne... Dopo no, non ti fai nulla babbo. A fare tranquillo, che già si trova a Paolo. A poter autosoperare che già abbiamo dato il testo campagna. E dopo si sono con delle ulteriori motivi, di più a me la desardere, di torni a vita di più. Da che c'è la pozzeria, usate più sotto il tuo questo vice fu poi il signore, si sa. Non poteva, non posso operare. Anzi più sotto il tuo vice. Anzi no, c'è meno da sua vittina. No, tocca la fai. Tocca la poi. E Tauro si a preparare questa mese e lo desidera. Se sei un sezio, e se un papà o suo vice. Quando pianta va bene, da te no a babbo. Oh Franceschetto, non è più ora di dia stai per tua Maria e te no. Beh, questo vedete sono le storie. Oggi ci fanno ridere, però vero? Poi, dei scetti, se io rientravo a Roma, sicuramente che mi toccava andare a Pasce Boisi. Ai due ragazzi mi toccava in Cessia, fui scruto. Ma il vestito, uno mantigiato tutto interrogato. Poi tra 25 euro e poi. Se che locale a mi stai attento per. Questo merisi che mi comandante, e tanti fatti. A sorella dessa gloriosa, se ti posso di accordo, e ma ti compravo solo le tette ucca, non accavarai sempre sveglio. Se che in sala, se te succede? E succede che te ho questa fila da parruccia. In noi a Sartara, in domo del Ciottiniva, io dico, tuo amico cosa mio, ma su te si accodravo. E io siamo andati, siccome che fui sempre scruto la rannaia. E babbo mi hanno nada detto, comando. Là che ci da chi tocca l'amarrare sull'origine che ne sarà. Dopo no, babbo, da uno 2 anni amarrare. E poi che siamo sempre scruti. E se mi dice, mi fu tutto cazzato. E da amarrare non 2 anni. Questo fosse ce n'avrà notte. Su sabato mangiavo, ma andavo, detto, comando. Bagna come monti con lampi. E nella rigrasa mangiava, doveva stare nella crese, che non passa del manco deve stare in notte. Monti con là che fu su calzolaio. E se passava l'uomo. Passa da l'uomo e da no babbo nada. Ora mi fa rigare la pizza se non la posso più. Però da solo sabato chi è? Sì, pronto. In casa 6 di terra di convito. E convitava che come se ne andava a prendere. A su sabato un fatto, mi devi più scrappittas. Mi devi scrappittas a Dio, ma no, misura di San Maria. Quando c'è questi chiusi pesa a scrappittas. E tammi la pare mia. Mi siamo strateggiato, sta bello che sei! E sase, su domenica mangiavo, se andavo all'uomo di questo amico, e dopo andava a sua mamma, arrivava il Virgilio, non marito, non arrivava ancora. No, sei, che mi vanno a pagare, che te piacevo se roba di scambiare. Sì che arrivavo, si sono salutato e dopo andare a mia cosa Virgilio, ma ce ne trovo su un merito con me. Una messa e una procaglia. Ma casa da pasce muovete smingiare. Se che questo mannauna da fai sua cosa, questo mi ribesse da sa corriera e ti mando, si indirizzo questo autista. L'autista mi conosceva. Perché arrivavo a firmare sa corriera, perché a firmare una pizzeria. Marieggio! Venga là questo mi dovrò figlio. Andavo bene. Rientra a cena e dopo una mamma, poi grazie a me già mi prepara sta manticella e sto zainetto. E poi,
mi hanno sarda e mi accorrato. Ma che papo da no, ma rimarrai sull'oro, non c'hanno i loro, si mi sull'oro, mi hanno sarda e mi accorrato. Non mi posso stare solo se mangiare si vuole su un fiato. Deo e mamma. È faticoso, ma sotto con le mazze, fuori sarda. A pei. A pei. Quando si usa di pausa in noi a centrale sarda, io tu falliamo se il strantaggio mi insegna, ci vuole che vada. Non ti fai nulla. Ci vuole che vada. E portato un quete vai, un quete di caso e se ne so. E dopo salutato, buongiorno Ciumano, buongiorno. E buon appetito. Ah no, ma se scusate che il mio bello, non ha spacciato su macchina, non ti fidiamo. Non ti fai nulla. E poi no, mi scenai informazione. Non lavoro. Mi scenai per vissutarci su carato. Sì, sì che questa strada c'è, visto se canta sulle ziere. In su del Gianfranco, ha pagato un uomo di sezio. E fu il ricchiato carato. E dopo no, buongiorno Ciumano, buongiorno. Mi scenai a fare una bibizzeria, ci vedo ci giocherà. E io non esisto, e ne vado in mio. Beh, che ci dice accompagno. E mi ci ha accompagnato. Ma no, là, vi chiedo su votavi da che in va bene. Se io sono trao, se io salutato, questa mamma ci ha ucciso, questa sorella. E se io stesso, io ho questo tutti in due ribattuto ucciso. Se io salutato, ci volevo sa che stivare, da che tendersi a Pasquale, da no, verci, con mano in mamma. Piegato un po' su di più, che muove nel tempo su casa stanca. Quasi che, ah no, una cacciata pure si cacciata. Ad ogni modo, non mi ha domandato sta vaga di via. Mandava una Marietta, non mi stava cacciando. Paga, ma devono nessuno. E come ti adesso? Ah, non dicevano. Ah, domandava a mamma. Ah, non dicevano. Non dicevano che ho. Ah, no, è stata arrangiati si può stesso. E si è fatta zia Pasquale, terciso, umano. Sa se faceva sua cosa, in modo che siete pietosi, se volontà di adesso vi ciocchetti. Volete si comporta, e tutto quanto. E sa si riuniamo a pari, e ti stabiliamo questa paga contro il nostro. Andavo vecchio. Se commenti che devono portare le soglie, quando ci sia pasci voi, su quelle su vai che mi oranta può fare, mi do capo se che è stronzo. Sicché, se io deciso della stammata, arrivo che te lo se caso, ma è stronzo. E vuol dire, ma no, Maria, comando, beh no, è vero. E solo entro di cucina, tu devi entrare in ricetta che più la stanza c'è da pava. E ma no, pena che il mondo ci causa una cosetta da me no. Dopo che questo è vero beccio. E se io posso morire, ecco che due loro sogliette. Posto a posto, ti ci ucciso però, E che ha fatto? Se resogliette parlato ancora. E a me fa di avanti, non so che non può resogliere. Non ti faccio. Una bella ti poi montando un braccio. Zia Pasquale, e sa figlia, ci punti penso a sta strada, poi te che sperai con vicino. Siamo mentre poi montando, mi siamo ricordati di essere sogliette, siamo andati a pigliare essere sogliette. Quando si arrivava anche a pianta voisi, per fu sull'acqua, non per fare i voisi, in cui mi davo pulita, bei, allucinata e tutto quanto. Quando antibio, che dopo si causa su magna resoia, si punti pensavo, anche no, ma io non ti pedagli a questa resoia. Punta a se anche controllavo se è uscito, e questa resoia non devo più. Se commenti che su vicino che noi con un magna si può creare nessuna cosa, o notte si può esagerare, dopo un po' questa resoia, e poi e porta su questa messa. Questa mia? Se tu vuoi? Sì. Ah no, tutta bellicetta ieri. Mamma, Casti, bellicetta per, Assunta, Casti, bellicetta per, Michele,
Caffè, bellicetta, vero? Ehi, bellicetta. A sapere sconto su, quando vi un po' finito di cenare, ma no, Marietta, comandi, stai attento, non davvero sta stare sbagliato là, davvero, bravo, e questo sa gioia cosa mia. Dopo varietisi cenendo, ma no, Marietta, comandi, se di prima di Santo Gregorio sarà gioiato durante poi si è cascita. Ma sapere cosa che è fatta a me, non si mi mette in conto. Straordinario. Beh, signor Mario Porco mi sta rubando il mestiere, possiamo dire che è un narratore straordinario, vero? Mi sono permesso di fare un'intervista lunga, scusatemi, davvero, perché aveva questa storia straordinaria. Lo meritava. Appusti, sì. Allora, signor Pinuccio, ora tocca a lei. Io so che anche lei ha delle storie da raccontarci, vero? Ci racconti come ha cominciato? Fuste via da Numeri o via da... L'hai inventato pure io. No, pure io, ma poi... A 2 anni. Andai a pace per adesso. E a guardare io sono. E pure questo no, non posso fare. Venga. Ecco, dica. Io 6 mesi. Stia, non si preoccupi, stia tranquillamente. E ho fatto 25 anni di salario fisso, croccando su per matta di samordizio. Poi mi acconcava a cambiare i mestieri e ho pagato uno che mi ha imparato a fare sanestadore. No, ci parli invece di... Lei un giorno mi ha raccontato della pioggia, mi racconti questo della pioggia, che lei cercava la capanna al buio, mi racconti questa storia? Che da prendere un meda? Non se ne ricorda. Ma mi dica un po', come faceva a mangiare lì sempre da solo, un ragazzino di 12 anni? Chi le portava da mangiare? Avevo un tascapane. Sì? Avevamo il piccolo pezzo di pane, un pezzettino di formaggio, 2 olivi e qualche altra cosa. E poi gli auguri come dovrebbe essere tutto. E ci ho passato 25 anni. Ma come può un bambino di 12 anni stare da solo con le pecore su in campagna? Ha avuto mai paura? Sono andato a 9 e a 12 mi davano 4 pecore. E a muli in mese 4 mi manno più. Che commenti da trattanta quest'uomo, commenti da trattanta, bene o male? Grazie a Dio, Gesù ti ha trattato bene, a me e a babbo mio.